prendeva solo vari ed eventuali e dopo come deleghe c'erano tutte. No, vi ringrazio per essere qui oggi, l'occasione che permette alla Regione del Veneto di testimoniare che percorsi che si fanno in condivisione col territorio poi portano a dei risultati concreti. Quando la Regione del Veneto ha voluto essere parte importante, credo, del progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, aveva proprio come obiettivo quello di far sì che ci fosse una forte interazione tra le istituzioni e si potesse realmente comprendere come questo progetto, che poi nella visione del Presidente Brunetta è la più antica città del futuro, o comunque questa città che avrà in futuro, spero, la capacità di essere attrattiva per tanti giovani con l'altro progetto che Venezia ha, di Venezia Campus, deve poi trovare anche la capacità di relazionarsi rispetto al resto del territorio della Regione del Veneto per dimostrare come alcuni processi che abbiamo iniziato a evidenziare 3 anni fa, la prima edizione dello Venice Space Meeting, poi col pragmatismo tipico dei veneti portano a dei risultati concreti, perché credo che la soddisfazione più grande per chi, insomma, come me, in piccola parte, che insomma, è chiaro, l'avete visto anche questa mattina all'inaugurazione dell'evento, questa idea nasce dall'incontro di 2 visionari, da una parte Federico Zoppas che viene a raccontare questa storia e dall'altra il nostro Presidente Luca Zaia che decide di esserne parte e poi di chiamare l'assessore del bilancio e dire trovi i soldi per finanziare questa cosa, perché queste cose si fanno poi anche con le risorse, no? Ma credo che siano delle risorse ben impegnate, perché hanno messo, da questo punto di vista, hanno avuto la capacità di mettere in evidenza un settore che noi non conoscevamo, quello dell'aerospazio era minimale, quindi la prima edizione fa emergere questa realtà veneta, ma nel giro di 3 anni dimostrare con i numeri che questa realtà ha in qualche modo intercettato quella capacità dei veneti di reinventarsi, no? Nel momento in cui capiscono che c'è qualcosa che funziona, che può essere anche un business interessante per il futuro, e i numeri che abbiamo sentito questa mattina sono assolutamente straordinari, i veneti hanno capacità di comprendere il business e di far sì che quello che solo 3 anni fa vedeva circa una trentina, 30-40 aziende iscritte, oggi siamo a quasi 100 aziende iscritte alla RIR, la testimonianza di una crescita esponenziale come la crescita esponenziale di questo evento in termini di partecipazione, in termini di adesione di nazioni estere, di B2B, che poi sono l'essenza di un evento come questo, no? Perché poi alla fine sì, belli tutti gli stand, ma se non porti a casa lavori, se non porti a casa relazioni, se non porti a casa futuro fatturato, rischia di essere autoreferenziale. Questa invece devo dire è una convention che proprio è tipica dei veneti, insomma, quindi ci fa particolarmente piacere averla ospitata e aver dimostrato come si riesce a creare occasioni per il nostro territorio, proiettandoli a livello internazionale, perché poi la forza di un evento come questo dimostra come i veneti hanno capacità di relazionarsi col mondo intero ed esportare anche un loro modello. Abbiamo visto Quascom, cosa ha fatto stamattina, insomma la testimonianza di una capacità, di un'intelligenza e di una dedizione al lavoro che è tipica del nostro territorio. Su questo devo dire che noi, forse anticipando l'ex primo ministro, il presidente della BCE Draghi, che nel suo rapporto per la competitività cita l'aerospazio come uno dei business più interessanti per l'Europa, dove l'Europa può ancora dire qualcosa proprio per le proprie professionalità, per la sua capacità di innovazione. Credo che da questo punto di vista il Veneto anche in questo caso riesce ad essere antesignano e a far partire una storia che io sono convinto e spero continui in futuro, no? Adesso questa è l'ultima edizione, almeno per il momento, poi in Italia può succedere di tutto. A oggi è l'ultima edizione inaugurata dal Presidente Zaia e credo che questa sia una delle grandi eredità che il Presidente Zaia lascia alla futura amministrazione che verrà, che forte dei successi che abbiamo visto oggi e che vedrete nel corso dei prossimi giorni non potrà
non finanziare, non credere in un progetto del genere. Per capire dove andrà, poi lo vedremo, insomma, avrà un'evoluzione, però credo che mai faccia parte di un patrimonio della nostra regione. E su questo poi cercheremo anche noi di fare noi, chi ci sarà, poi a ogni elezione è un passaggio, insomma, chi ci sarà dovrà da questo punto di vista provare a fare anche qualcosa in più. È una regione essenzialmente che legifera o che finanzia a due strade, no? Legiferare sullo spazio credo che esca un po' dalle nostre competenze e non possiamo pensare di fare norme, possiamo creare le condizioni anche dal punto di vista del bilancio in futuro, magari con qualche risorsa in più, di creare quell'aiuto alle aziende venete affinché abbiano ancora più forza per approcciarsi al mondo e quindi di lanciare, visto che parliamo di spazio, di lanciare il Veneto come terra dove si può fare lavoro, si può fare business, si può fare relazioni. Ci piacerebbe da questo punto di vista, però lo vediamo un po', però insomma se abbiamo un po' di risorse e un po' di fantasia, riuscire ad esempio a creare uno spazio in quella che è la capitale dell'aerospazio, nell'immaginario di tutti che è Houston, avere lì una piccola sede della RIR che possa mettere in relazione il mondo che lavora intorno all'aerospazio, faccia comprendere come in Veneto si può fare relazioni, si può fare impresa, si può fare ricerca, credo che potrebbe essere un altro grande obiettivo della prossima legislatura e che magari vedrà il Veneto sbarcare a Houston, così come speriamo che Houston possa aprire una sede nel nostro territorio e creare questa bidirezionalità che farebbe crescere sicuramente i nostri territori e far crescere gli eventi come questi. Quindi veramente grazie, sono curioso di vedere come dalla luna alla laguna, quindi veramente grazie a voi. Ringraziate il Presidente Brunetta perché credo che questo sia la testimonianza di come le istituzioni, se lavorano bene, possono dare grandi risultati. Grazie. Anzitutto grazie alla Regione Veneto per l'invito e alla Fondazione sia per questo momento che per il lavoro e per il percorso condiviso insieme negli ultimi mesi. Per me è stato un onore e un'interessante opportunità quella di confrontarsi con l'ecosistema locale per comprendere quanto il Veneto abbia del potenziale all'interno dello spazio e cosa bisogna fare per proseguire lungo questa strada. No? Fino alla Luna ci sono 380.000 km, quindi un pochino di strada per arrivare to the moon lo dobbiamo fare, però i primi passi sono stati compiuti, di questo siamo ben contenti. In che contesto però operiamo? Operiamo in una space economy che di fatto ha visto una fortissima crescita negli anni passati e ci si aspetta che continuerà in maniera importante. E questo è abbastanza vero su tutti i settori, in particolar modo con degli attori emergenti, e tanto più per quanto riguarda la parte destra della slide che potete vedere per le attività legate ai servizi. Quindi un contesto molto dinamico che rispetto a una fase, se vogliamo, che ha caratterizzato i fine anni 90 e primi anni 2000 molto legata alle attività dei paesi, delle nazioni stesse, un ruolo sempre più forte e attivo da parte degli attori privati, quindi verso la commercializzazione. In questo contesto l'Italia si pone comunque come un paese di estremo rilievo, basta tornare indietro nel tempo e pensare che siamo stati il terzo paese dopo Unione Sovietica e Stati Uniti a lanciare un satellite indipendente costruito. Questo satellite tra l'altro si chiamava San Marco, quindi diciamo, porta forse bene per quello che è il nostro auspicio. E lo facciamo in un contesto in cui gli investimenti da parte delle istituzioni sono importanti, in forte crescita e chiaramente con un'importante polarizzazione però verso i poli avanzati. Stati Uniti assolutamente dominanti da questo punto di vista, l'Europa rimane comunque un attore di estremo rilievo, terza per budget complessivo, di fatto dotata di quasi tutte le capacità strategiche che una nazione sovrana dal punto di vista spaziale può desiderare e un importante componente anche dal punto di vista industriale, quindi la supporta in termini di occupazione, in termini di competenze. E se guardiamo all'interno di questo panorama l'Italia, comunque come dicevamo, se vogliamo il secondo paese in Europa all'interno dello spazio dopo la Francia, vediamo che il Veneto, nonostante la sua capacità indiscussa dal punto di vista economico, quindi per generare fatturato,
ad oggi all'interno del settore dell'aerospazio e difesa è, se vogliamo, sottorappresentata rispetto ad altre realtà, come ad esempio il Lazio, la Lombardia, il Piemonte stesso, che è diventato eccellenza per quanto riguarda alcune attività spaziali. Ciò nonostante, gli elementi sottostanti e i fondamentali strategici ci sono tutti, perché comunque le capacità di innovazione, le capacità legate alla manifattura ad alto valore aggiunto, verso materiali complessi e innovativi, tutti questi elementi sono fondamentali, a nostro giudizio, affinché il Veneto possa diventare effettivamente via via sempre più una regione trainante all'interno dell'ecosistema italiano. E su questo ecosistema ci torneremo perché è un punto fondamentale. Lo spazio non si fa da solo, lo si fa facendo squadra, facendo sistema. E come possiamo fare sistema? Però in un contesto in cui ad oggi purtroppo non ci sono attori rilevanti come può essere una Leonardo, una Airbus, una Thales Alenia Space all'interno della regione, bensì ci sono tante piccole distribuite capacità su tutta la value chain, come potete vedere, no? E quindi questo è un altro elemento fortemente positivo. È chiaro che però bisogna mettere a fattor comune queste competenze, altrimenti si rischia un pochettino l'eccesso di frammentazione, che se vogliamo è caratteristico dell'ecosistema italiano su tante realtà. All'interno dello spazio è particolarmente, se vogliamo, deprimente. In un'ottica di crescita io lo vedo come un elemento estremamente positivo dove si può lavorare insieme e fare sistema. E per imparare a fare sistema è utile magari guardare cosa hanno fatto gli altri, no? Quindi menzionavamo Houston, siamo andati a guardare che cosa fanno gli altri attori bravi, sia all'interno del panorama europeo che del panorama internazionale, quindi fino ad arrivare lato americano a tutto quello che è il mondo ben noto sulla Space Coast. E abbiamo sostanzialmente visto quelli che sono gli elementi fondamentali, no? Quindi dalla capacità di fare integrazione tra pubblico e privato, abbiamo visto prima gli investimenti pubblici sono un elemento trainante all'interno di questo mondo. C'è un elemento fondamentale legato comunque al supporto governativo che è stato ben avviato in questi anni. C'è un elemento comunque di attori di rilievo che, come vedevamo prima, qua è ancora in fase embrionale. C'è un elemento di capacità produttive che invece dicevamo essere già ben avviato e lo si vede nelle realtà. Visto la premiazione in Cascom questa mattina legata alla capacità di portare comunque un elemento indipendente sulla Luna, il progetto Lugre portato dall'Agenzia Spaziale Italiana, che di fatto ha posto l'Italia nei riflettori a livello internazionale. E poi c'è un elemento legato comunque a quello che è l'università e l'innovazione, perché questo ecosistema funziona se c'è un funnel di talenti che poi viene veicolato all'interno di questo mondo spaziale, perché poi magari a volte va anche a fare altro dopo un pochettino, quindi c'è questa buona cross-contaminazione, se vogliamo, tra lo spazio e tanti altri settori, tante applicazioni che noi abbiamo oggi che consideriamo banali, il Black & Decker che probabilmente tutti avete a casa, viene da tecnologia spaziale della NASA, dove avevano necessità di effettuare operazioni nello spazio, ma non avevano chiaramente un cavo e quindi si sono inventati la batteria al trapano. Piccolo esempio banale, però ritroviamo poi come tutto questo vada ad avere delle ripercussioni importanti sulla vita di tutti i giorni, nel tempo chiaramente e nella maturità e nella furbizia dei vari attori del trasportare questi elementi tecnologici in realtà industriali e concrete. Veniamo poi a noi, però ne abbiamo parlato magari prima nei vari panel. Noi crediamo fortemente nelle capacità dell'ecosistema veneto e siamo fortemente convinti che se messe a fattor comune queste competenze con il giusto supporto dal punto di vista pubblico, dal punto di vista privato, con il giusto mix di talenti, si possono raggiungere dei numeri importanti che possono arrivare fino a circa 5 miliardi di prodotto interno lordo, considerando le attività dirette, così come le indirette di indotto, che è rilevante all'interno del settore spaziale, e oltre 2000 posti di lavoro, che ci terrei a sottolineare sono posti di lavoro ad alto valore aggiunto, quindi con grandi competenze STEM e che poi, come accennavo prima, hanno la capacità di portare il talento e le competenze sviluppate all'interno dello spazio verso gli altri settori e quindi rende tutto il sistema industriale più innovativo e più resiliente. Ed è chiaro che per fare questo però bisogna mettere insieme i vari attori, quindi abbiamo provato un po' a questo tavolo a partire da chiaramente il distretto, le aziende, tutto il mondo dell'università e chiaramente il mondo delle istituzioni, che comunque rimane guida sia da un punto di vista di
la disponibilità di fondi che accennavamo, ma anche per la facilità del generare un ecosistema che trovi del terreno fertile, no? Che quindi che abbia facilità nell'assumere, che trovi il giusto livello di borsa di studio. E con questo sono felice di lasciare la parola ai nostri relatori poi per la tavola di confronto. Grazie per il tempo, per la disponibilità a tutti e quattro. Un bel applauso, magari lo facciamo anche a loro, così ci mettiamo un pochino più a loro agio. Direi che magari andiamo in ordine e poi andiamo in contromano, così vediamo un po' cosa succede. Però comincerei con Marco e poi a seguire il resto del tavolo, chiedendoti quali sono le opportunità che vedete voi come realtà industriale ben sviluppata all'interno dell'ecosistema italiano ed europeo, all'interno del Veneto, e quali sono anche le priorità per il Veneto in termini di investimenti e aree di focus. Grazie Alessio, buongiorno a tutti. Allora io sono qui come rappresentante di Avio, che è comunque un'azienda nel settore da più di 60 anni, abbiamo una presenza consolidata, quindi forse siamo in quei player di cui parlavamo prima che possono aiutare molto l'ecosistema. Noi con il Veneto abbiamo già oggi tanti fornitori con cui abbiamo storie di successo e con cui stiamo crescendo insieme. Da anche i dati che mostrate voi, ma quello che vediamo poi noi nel nostro business quotidiano, l'economia spaziale sta crescendo molto, la domanda è in crescita verticale e noi player attuali del settore, devo dire, facciamo fatica proprio nella rete. Ecco. E quindi trovare delle realtà con cui poter fare partnership, con cui veramente lavorare insieme è super di beneficio per entrambi. Noi possiamo garantire, diciamo, quella domanda che gli permette di crescere e per poi, una volta sviluppate le competenze, fare co-sviluppo, innovare insieme. Ecco, quindi quello per me è dove il Veneto, se dovessi dire la prima priorità, si deve focalizzare, cioè sui sistemi e sottosistemi ad alto valore aggiunto dove c'è già una competenza, magari per osmosi da altri settori, e che possono rapidamente sviluppare quale competenza nello spazio. Qui c'è la competenza, noi possiamo garantire la domanda e a quel punto, una volta creata quella scala, magari andare anche in altri mercati aiuterebbe tutti, no? Perché se poi l'azienda veneta riesce ad avere addirittura anche un'esposizione negli Stati Uniti, porta competenze che poi sono fondamentali anche per noi attori europei. Magari per Alessandro ci può dare la sua prospettiva invece da investitore. Intanto buongiorno a tutti, grazie Alessio. La prospettiva di un investitore è trovare una maniera non solo nel segmento delle start-up, ma anche nel segmento delle piccole e medie imprese, cioè aziende un po' più mature, che lavorano per lo spazio, in qualche caso lavorano anche per altre cose, di essere parte di un processo sistemico di sostegno non solo economico e finanziario, ma anche di un sostegno e supporto all'internazionalizzazione e al networking. Molti hanno paura del breve tecnico, il breve tecnico di fatto non è una locusta che entra in un'azienda e si mangia tutto. Il breve tecnico diventa un supporto importante per aiutarle a scalare. Veneto ci sono diverse realtà del mondo della manifattura avanzata, della componentistica, stessa Pasco di cui abbiamo parlato, Novecchia di fianco, che non sono più start-up e meritano di essere osservati. Quindi il territorio Veneto potrebbe in futuro essere creativo e agevolare l'introduzione dei nuovi strumenti di finanza che possono essere i fondi privati di breve tecnici, come quelli che vengono chiamati basket bond di filiera, quindi per un sensibile miglioramento dell'accesso al credito, perché ovviamente queste aziende, essendo nella maggior parte dei casi capital intensive,
abbiamo bisogno di dargli la benzina per andare negli Stati Uniti o per esplorare nuovi mercati. E quindi probabilmente nel futuro, per arrivare ai risultati che sono contenuti nel rapporto, bisogna trovare il modo di agevolare l'ingresso dei privati accanto a politiche pubbliche virtuose. Vanno di pari passo e magari chissà, Venezia con la sua storia potrebbe diventare un posto dove ci si incontra per parlare di questi eventi. E come diceva fortemente, ci troveremo a Venezia. Anche Giovanni invece la sua prospettiva da start-upper ormai non più via. Io credo che la risposta, diciamo, sul territorio la stiamo vedendo proprio in questi giorni. Ricordo quando io ho incontrato Federico Zoppers tramite un caro amico che purtroppo è scomparso, visionario anche lui, che era il professor De Bay, che era a capo del CISAS. Sono entrato poi nel direttivo e siamo entrati nel consorzio come Officina Stellare, così quando l'idea chiara di quello che poteva essere l'ecosistema spaziale in Veneto non era chiarissima, ci dovevamo confrontare con realtà molto più importanti, distretti molto più importanti, dove trainati magari dalle grandi aziende. L'escalation che ha avuto in pochi anni la RIR secondo me è stata incredibile, devo dirlo, vivendolo anche da dietro le quinte. Abbiamo ogni settimana ultimamente richieste di adesione, tant'è che dobbiamo anche cominciare a porci delle domande su quale è realmente il contesto oggi. Però credo che la risposta la vediamo in queste 3 edizioni, diciamo, dello Space Meeting. Il crescendo sempre più importante dimostra che lo Stato italiano, il supporto della regione è fondamentale. Lo dico come fondatore di Officina Stellare, che oggi Officina Stellare conta 130 persone circa, stiamo cercando un'altra 50.000, stiamo cercando di crescere, però siamo partiti, se uno legge la storia di Officina data nel 2009, grazie anche alla Regione Veneto, perché il fondo regionale, che è entrato come socio all'epoca nel 2015, se non sbaglio, e poi uscita prima della nostra quotazione in borsa, è stato per un periodo il socio principale. È quello che ci ha dato la possibilità di fare i primi investimenti, i primi step di crescita, e io sinceramente ne sono sempre riconosciuto. E quindi vedere in Veneto un'azienda veneta che viene riconosciuta a tutti gli effetti un'eccellenza, perché non merito mio ma merito dei nostri collaboratori, noi veramente per quello che produciamo, e io mi sento orgoglioso di questo, perché Sarcelo non è la Silicon Valley, sapevole di questo, no? Noi poi forse, diciamo, abbiamo buttato il cuore oltre lo Stato, abbiamo portato un incubatore dell'Agenzia Spaziale Europea in Veneto, perché lo Zavic Padova è stato portato dall'Officina Stellare, e quando noi abbiamo proposto come, diciamo, potenziale incubatore dell'agenzia un'azienda privata, in questo caso non un'istituzione, non un politecnico, non un distretto, ma un'azienda, l'ESA ha capito perfettamente che era l'ecosistema corretto, perché una start-up, per non rimanere start-up per sempre, deve vivere all'interno di un mondo industriale, dinamico, e un mondo dove c'è, diciamo, come dico io la mattina, coltello tra i denti e via Cominensis, perché questo è il confronto che c'è oggi con la competizione globale. Quindi lato mio, quello che stiamo facendo, quello che ha fatto Federico per prima, ha innescato, è il risultato migliore di quello che si può fare oggi. C'è molto da fare, credo, perché ormai credo saremo un centinaio di aziende associate, bisogna fare di più all'interno della rete di queste aziende, perché mentre diciamo, le aziende
principali, quelli iniziali, erano aziende che facevano spazio, che fanno spazio. Oggi ci sono aziende che sono nella supply chain e quindi sono parte, diciamo, della produzione spaziale. Bisogna avere, diciamo, cambiare un po' il metodo, il confronto tra noi per capire come migliorarci. Invece avere la prospettiva rispetto al mondo universitario e come questo può essere un'opportunità per accelerare anche il settore, competenze. Sì, come veniva accennato prima anche dall'assessore, in realtà il tutto nasce se ci sono risorse umane qualificate e da questo punto di vista il sistema universitario, quindi non le singole università, ma il sistema universitario veneto, secondo me si sente in questo momento responsabilizzato di fronte a questo e a tutti i numeri anche per rispondere in due direzioni. La direzione di fornire competenze che aziende dinamiche come quelle qui rappresentate di fatto richiedono e dall'altra parte essere fucina di ricerca di base che tiene il passo a livello internazionale con la competizione, che è una competizione molto veloce, attiva e stringente. E da questo punto di vista la grande sfida secondo me per il sistema universitario è che purtroppo siamo ancora organizzati un po' a silos. Abbiamo degli ottimi percorsi sia a Padova che a Verona che a Ca' Foscari. Il rischio è quello che le competenze in qualche modo siano solo verticali, ci sia poca capacità di avere gli strumenti di linguaggio e di competenza trasversale che permetta di essere qualcosa adeguati rispetto alla sfida che la Space Economy ci pone. Giusto per darvi un esempio, il corso di ingegneria aerospaziale di Padova è un'eccellenza a livello italiano, però non prevede una competenza proprio interno rispetto per esempio alla data science, all'uso di intelligenza artificiale, alla cyber security, all'utilizzo, al management dei dati. Dall'altra parte abbiamo altrettante eccellenze in ambito delle scienze ambientali, delle scienze polari, della scienza dei cambiamenti climatici, rispetto ai quali abbiamo studenti laureati con le capacità di gestire in modo adeguato i dati satellitari, di utilizzarli in ambito agricoltura, in ambito meteorologico e così via, senza le competenze legate alla complessità di come questi dati possono essere generati da satelliti, alla complessità che in qualche modo sta all'origine della produzione del dato. Se c'è una sfida che in qualche modo potrebbe essere coordinata dalla regione è proprio questa, cioè quella di individuare nel momento in cui c'è una strategia, cioè nel momento in cui il settore aerospaziale viene considerato un settore strategico nella politica industriale regionale, nel coordinare percorsi anche specifici interdisciplinari a livello universitario che permettano in qualche modo di formare delle competenze che riescono a non essere semplicemente verticali e assimili. E su questo secondo me c'è un bello spazio di lavoro e su questo io vedo anche un bel ruolo delle aziende che trainano, cioè di Officina Stellare, di Quascom, di altre aziende che in qualche modo in questi giorni stiamo conoscendo. Perché la collaborazione all'interno della RIR non è soltanto una collaborazione nel realizzare un progetto, ma è anche in qualche modo una raccolta di stimoli di interrogazione al sistema universitario su quali sono le competenze che in qualche modo sono richieste. Ecco, su questo è l'altro versante su cui secondo me dobbiamo lavorare di più, cioè nella comunicazione da azienda a università rispetto a quelle che sono il set di skill e competenze che in questo momento
sono cruciali, critiche e che possono di fatto fare la differenza rispetto a una crescita di competitività del sistema. Penso che sia acceso. Sentite? Aggiungo al professore che dal mio osservatorio da investitore comunque navigando nello spazio economico della space economy, le aziende dello spazio non sono solo fatte da ingegneri, quindi probabilmente nel prossimo futuro si verificherà il bisogno di nuove professioni, quindi esperti di economia, esperti giuridici spaziali, quindi appoggio pienamente il fatto di poter diventare anche interfacoltà, quindi ci sarebbe bisogno di informatici che ne sanno un po' di azienda, come di ingegneri che anche loro ne sanno un po' di azienda, perché nel prossimo futuro da un mondo prettamente tecnologico e abbastanza nerd si evolve sempre in un qualcosa che passa di più al corporate, al marketing, alla comunicazione, insomma nella verticale ci sarà spazio per tutti, giocando con le parole. Grazie. Cambierei leggermente il tono, focalizzandoci su un po' degli spunti che avete raccolto fino ad ora, ovvero un momento di grande crescita, di discontinuità e di forte cambiamento. Quindi grandi opportunità, ma solo se facciamo ecosistema. E quindi andando nella direzione opposta, come dicevamo, come contromanno, cosa serve per mettere insieme i vari fattori? Perché abbiamo da un lato le istituzioni, come la regione, la presidenza del consiglio, abbiamo le agenzie a livello nazionale, l'ASI, l'ESI, abbiamo gli attori established, abbiamo gli attori più emergenti, abbiamo gli investitori e abbiamo i talenti. Cosa serve per far funzionare questo mix? Forse la prima cosa che serve è individuare una big challenge, cioè degli obiettivi chiari, comuni di sistema rispetto ai quali convergere e far convergere le risorse che ci sono. Il secondo strumento secondo me è quello che di fatto già la Rear Air sta suggerendo, cioè strumenti di collaborazione non governati dalla regione ma promossi a livello regionale e stimolati dal punto di vista degli obiettivi. La terza cosa che in questo momento a mio avviso è quella che manca di più, è una capacità di programmazione di lungo periodo. A livello universitario noi soffriamo il fatto che non si riescono a fare progetti di ricerca di respiro, cui l'incertezza di fatto premia il risultato a breve termine rispetto al risultato a lungo termine. Ecco, io penso che la sfida dell'aerospazio è una sfida che merita di avere una progettualità di lungo periodo, e quindi se c'è un suggerimento che darei anche alla regione è di pensare che ci sono dei settori in cui i progetti annuali sì, possono avere o biannuali possono avere un senso, però rischiano di essere limitanti, e invece avere una strategia di lungo periodo con una chiara anche identificazione di responsabilità, di obiettivi, di risorse può veramente fare la differenza e far fare questo passaggio anche al sistema Veneto, alla classifica nazionale, no, di crescita nel ranking. Sì, condivido in pieno quello del professore sulla visione, diciamo, a lungo periodo. Si parlava di new space economy, adesso si parla di space economy perché di fatto
ormai non è più neanche tanto nuova. Si parlava di democratizzazione dello spazio, abbiamo capito che forse lo spazio non è così democratico come si pensava perché è ancora troppo strategico. Questo vuol dire che ci vogliono dei progetti a livello proprio nazionale molto importanti, perché quando si ha a che fare con l'infrastruttura, che sia anche nell'orbita commerciale, nell'orbita bassa, è un'infrastruttura comunque strategica, lo vediamo ad esempio, si è parlato molto di Starlink o delle costellazioni commerciali, perché abbiamo visto che ha un valore strategico ben oltre quello che è il valore economico. Bisogna, dal mio punto di vista, ragionare con un'ottica proprio di strategia a lungo termine. Un esempio concreto, almeno io l'ho visto anche con la costellazione che ha voluto il governo italiano, con i fondi del PNRR, e quindi la costellazione Iride, che ha coinvolto tantissime aziende, è una costellazione dove noi come Ufficio Nazionale siamo coinvolti assieme come fornitori di hardware, di non hardware per la media risoluzione e l'altissima risoluzione, ma poi c'è anche tutta la parte radar, eccetera. È una costellazione che crei a supporto, diciamo, della nazione per fare quello che si chiama Network Observation. Al di là di questo è la costellazione commerciale, perché comunque ha satelliti che hanno una vita, diciamo, come sono costruiti, dovrà essere mantenuta negli anni e quindi prevediamo ovviamente anche dei ricorrenti, ma ci sarà tutta un'infrastruttura downstream che sarà fondamentale, cioè stiamo creando queste infrastrutture in orbita, ok, ma tutta la parte dei servizi, tutto quello è space economy, deve essere visto come proprio lo sviluppo dell'economia dello spazio a terra. Su questo banalmente noi proprio per anche la connessione col mondo, diciamo, universitario abbiamo attivato 2 dottorati industriali, uno con l'Università di Padova che è più, diciamo, collegato a quello che noi facciamo realmente, quindi la parte upstream, quindi sui sensori, sui detector che devono poi fare l'osservazione della Terra, ma contemporaneamente, tra l'altro, su proprio stimolo dell'Università di Bologna, abbiamo attivato un dottorato industriale che è quello che va a finalizzare l'analisi dell'immagine che io faccio. E questo è altrettanto fondamentale, perché se io produco delle immagini, magari anche in real time, quindi estremamente aggiornate, con una risoluzione altissima, ma poi non ne do un utilizzo veramente importante, rischio di fare una cattedrale nel deserto, cosa che dal mio punto di vista dobbiamo assolutamente evitare. E quindi una strategia molto importante, perché ci sono le grandi aziende, ma le PMI come noi sono quelle che abilitano la tecnologia anche per l'integrazione del sistema. Dunque una visione di questo tipo secondo me è fondamentale. Io la guardo sempre nell'ottica di chi potrebbe acquisire queste aziende. Strategicamente vedo che è importante stimolare aggregazioni, che è quello che in mondo economico si chiama buy and build. Di fatto noi dobbiamo avere la possibilità siccome purtroppo le aziende italiane, anche quelle spaziali, le PMI, sono piccole, sono capitalizzate e quant'altro, più riusciamo a fare operazioni di filiera, a caratterizzarle anche dal punto di vista economico, più forse le facciamo diventare vincenti sui mercati internazionali. Il classico esempio è che quando si parlava della Cina, io non posso andare in Cina con una bottiglia di vino, devo andare con 20 archi di vino in Cina per poter vendere, e lo stesso probabilmente bisogna farlo con le aziende spaziali nei confronti di mercati più evoluti e più competitivi come gli Stati Uniti, ad esempio, dove diventa sempre più capitalismo e più intenso. A andarci tutto si può fare, però probabilmente deframmentando con delle forme di coesione anche economico-finanziaria forse ci riusciamo meglio. Da ultimo io sposo appieno i vari elementi e sicuramente la strategia di lungo termine, diciamo, finanziamenti pubblici e privati sono fondamentali, ma diciamo, vedendo quanto cresce questa economia spaziale,
non voglio dire che li do per certi, ma sono molto fiducioso che possano esserci. Quello che poi credo sia fondamentale è anche poi avere l'efficacia, cioè una volta avuta la strategia, una volta ci sono i capitali, un approccio coerente, perché anche prendendo un paio dei loro spunti, no? A quel punto dove andare a mettere i capitali nel modo più efficiente. Probabilmente per aziende piccole, cioè mettersi a fare attività di sistema, come dicevamo, è un passo troppo grande oggi, e quindi andare a coprire quelle nicchie importanti che crescono del settore può essere una strategia vincente. Quindi serve, diciamo, un piano di implementazione, mettiamola così, dietro la visione dell'interno. E chi lo può fare il piano di implementazione? Noi player strutturati o le istituzioni, cioè chi riesce ad avere una visione più d'insieme, ecco. Quindi il ruolo di noi player strutturati, magari italiani, ecco, e delle istituzioni locali e nazionali è fondamentale in questo, per dare poi l'opportunità di crescere alle piccole realtà. Unito, oltre a tutto che ho preso una cosa che di pezzi ne ha tanti, e di fatto che se noi aiutiamo la supply chain ad essere più unita, ragiona meglio anche con grossi sistemi integrati che può essere loro che fanno lanciatori, o ad esempio anche un satellite di media e grosse dimensioni a tanti pezzi. Sì, quindi se noi aiutiamo la filiera ad essere più competitiva, più organizzata, che lavori meglio con i sistemi integrati, creeremo forse dei subsistemi integrati che lavoreranno meglio col grande. Assolutamente, d'accordissimo. Ma anche l'esempio che facevamo, cioè si fanno i satelliti, poi servirà qualcuno che li sappia operare, sappia gestire i dati, quindi serve una visione, come dicevamo, il passo di fare il sistema integrato probabilmente è troppo grande oggi, penso al sistema integrato che probabilmente la ricerca di ricerca può sviluppare insieme e crescere. Grazie a tutti.